Per la Juve Stabia anche il secondo consecutivo confronto tra le mura amiche termina con lo stesso punteggio del precedente, vale a dire 1-1, nonostante i problemi di formazione, nonostante le assenze del capitano, del bomber Gigi Castaldo e del metronomo del centrocampo Esposito Gennaro. Mister Capuano contro la Sambenettese di Ugolotti mischia un po' le carte, dà ampio spazio ad Andreulli dai primi minuti e in attacco alla coppia piccola, tascabile, veloce, sgusciante formata da Galantucci e da Caputo. Per la Juve Stabia il match comunque non è dei più difficili, anche perché di contro gli uomini della Sambenettese di Ugolotti non sono un avversario da temere ma solo da rispettare dall'alto dei 12 punti che hanno in classifica. All'8° minuto da un angolo battuto da Caputo è De Rosa che di testa sorvola la traversa. Al quarto d'ora è Silvestri che dopo una buona triangolazione in velocità impegna Consigli, l'estremo difensore classe 87 della Sambenedettese. Si giunge così stancamente sino alla mezz'ora quando la Juve Stabia trova finalmente la via del gol da un lancio lungo ed alto a scavalcare la difesa avversaria di Alfredo Femiano. Di testa Landaida non riesce a colpire come si deve, interviene Esposito Antonio dalle retrovie per il laterale di Capuano e il quarto gol in campionato. Juve Stabia in vantaggio. Allo scadere però al 43esimo ingenuità del centrocampo con Morante che mette in aria per Carlini al volo, mette la palla alle spalle dell'incolpevole Benassi ed è il pareggio da parte della Sambenettese. Tutto qui il match, perché nella ripresa accadrà poco o nulla. Addirittura al 60esimo il collaboratore di destra del direttore di gara, il signor Magno di Catania, è costretto al forfait per un guaio muscolare. Chiamati a dirigere il confronto come da regolamento insieme al direttore di gara i due allenatori in seconda, sia della Juve Stabia che della Sambenettese, mentre Ugolotti spinge il suo collaboratore a sventolare sempre la bandierina gialla e quindi a interrompere il gioco in momenti davvero di grossa antisportività. Il match continua stancamente ad andare avanti. La Juve Stabia mischia un po' le carte, mister Capuano butta nella mischia anche Baclé e poi Danna, la Sambenettese resta in 10 per infortunio e la Juve Stabia colleziona tante palle gol. E proprio nei primi minuti della ripresa, al 50esimo, per ben 3 volte l'estremo difensore, il giovanissimo Consigli, dice di no alla Juve Stabia per poter passare in vantaggio. Ma allo scadere è davvero tremendo l'errore, a circa al 103esimo minuto, da parte di Viviani, che solo dinanzi a Consigli spreca quella che doveva essere la palla del gol della vittoria e di 3 punti davvero strameritati.